Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati a questa nuova puntata degli Enclosed Joseki di Takemiya Masaki. Per chi si fosse imbattuto per caso in questo video, consiglio assolutamente di vedere la puntata numero 0 dove spiego di fatto in cosa consistono questo tipo di Joseki e sottolineo ancora l'importanza del fatto che sono piuttosto elaborati, per cui magari chi si trova ancora tra il 30° e il 20° Q potrebbe fare un po' di fatica a capirli. Certo, se poi si vogliono vedere comunque ne trarremo sicuramente giovamento. Allora, bando alle ciance, abbiamo visto quindi nella puntata precedente uno Shimari di questo tipo con una pietra nera giocata in questa posizione e tutto quello che succedeva quindi da un approccio di bianco che avveniva in questa posizione qui. Oggi invece studieremo un nuovo pattern che prevede solo uno Shimari di nero in questa posizione, quindi una posizione molto frequente che tutti noi ci siamo sicuramente trovati di fronte durante le nostre partite, e vedremo con un approccio di bianco in questo lato e una risposta fissa di nero cosa si potrà andare a sviluppare. Partiamo quindi con la lezione su questo nuovo pattern. Ai fini della nostra analisi quindi non ho rappresentato nulla sul Goban se non questo appunto semplice Shimari qui in alto. Sugli altri angoli, soprattutto in questo, non c'è nulla perché, come detto nella premessa, l'autore stesso del libro ci dice che il Joseki verrà studiato per capire la sequenza locale e un Joseki appunto a livello locale dà un vantaggio sia per un colore che per l'altro. Cosa fa allora bianco? Beh, bianco fa la mossa più naturale che ci sia, ovvero dopo uno Shimari di nero vede un lato completamente libero, qui non ha importanza cosa ci sia, e cerca di fare una mossa che vada a mettere le basi in questa posizione qui. Quindi gioca in terza linea in questo punto qui. Nero a questa risposta può probabilmente rispondere con un'estensione del suo Shimari e quindi gioca la sua mossa in questa posizione. Ecco quindi che si comincia a creare il pattern da cui partivamo la volta precedente, con la differenza però che questa volta bianco ha una mossa in più, una pietra in più in questa posizione e il sente è ancora di bianco. Cosa farà bianco? Bene, bianco andrà a fare questa pinza e da qui svilupperemo tutti i nostri Joseki che andremo a vedere. Allora, prima sequenza, la più classica in assoluto, quindi con mosse naturali sia da parte dell'uno che da parte dell'altro. Quindi dopo questa pinza di bianco, questo attacco di bianco, la regola generale è che appunto, in questo caso nero, debba cercare di uscire verso il centro del Goban con questo Iken Tobi. Iken Tobi anche di bianco, nero vedendo questa pietra fa un Iken Tobi in questa posizione e minaccia quella pietra. Bianco se ne esce ulteriormente. Cosa si crea? Si crea quindi una divisione, quindi bianco divide lo Shimari da queste pietre di nero e già questo è un vantaggio. Nero però minaccia quella pietra lì. Naturalmente qui sotto, ripeto, non si sa cosa c'è e dovremo cercare di declinare quindi il Joseki in base alla posizione. Ma cominciamo a entrare nel vivo e vediamo un'ulteriore risposta che potrebbe dare nero. E la risposta che darà nero e che rimarrà di fatto il punto di partenza quasi costante per tutte le sequenze che vedremo è un Kozumi in questa posizione. Ecco, questo Kozumi rimarrà fino alla fine della nostra lettura perché è comunque reputata una mossa molto forte che costringe bianco a prendere delle decisioni che vedremo di volta in volta e quindi partiremo da questa posizione quasi fissa. Prima risposta di bianco. Allora, Keima di bianco cerca di andare fuori con un bel salto che permette quindi sia di uscire che di dividere i gruppi. Nero raccoglie l'opportunità per chiudere questo punto chiave, che è un punto chiave per bianco, perché se bianco avesse giocato qui avrebbe creato una forma molto forte e molto vicino al lato che gli avrebbe permesso quasi sicuramente di creare un occhio o comunque di ancorarsi.
Questa mossa minaccia anche, seppur virtualmente, un taglio del Keima in queste posizioni. Quindi bianco protegge il proprio Keima. Questa protezione mette pressione in questa singola pietra, per cui nero deve rinforzare con un Nobi, i Kentobi di bianco, i Kentobi di nero. Joseki finito. Cosa abbiamo? Abbiamo che nero ha chiuso ulteriormente il suo Shimari e ha fatto dello spazio vitale e che gli frutta anche un bel po' di punti qui nell'angolo. Bianco è riuscito a dividere e ha creato anche un baluardo per uscire verso il centro e controbilanciare l'influenza che ha nero in questa posizione. Di contro nero qui sta creando della thickness, della tsumi, ok, che comincia a emanare influenza in questa direzione qui e a minacciare anche quella pietra. Ma vediamo un'altra sequenza. Una risposta un po' più infelice di bianco potrebbe essere, ad esempio, un Nobi a contatto in questa posizione. La sequenza che ne consegue è un Hane di nero, un Hane di bianco, un altro Hane di nero, bianco sale, nero prende di nuovo questo punto vitale e già qui la situazione risulta un po' critica, perché nonostante ci siano questi tagli che se bianco sfruttasse, per esempio in questa posizione, nero protegge, bianco scende, ecco che nero con questo salto comincia a minacciare questa pietra, perché se anche bianco mettesse in Atari quella pietra lì, nero si rinforza in questa posizione e mette sotto pressione quella pietra lì. Adesso se bianco decidesse di catturare, nero qui potrebbe per esempio scegliere di tagliare definitivamente questi due gruppi e questo gruppo qui rimarrebbe forte e manterrebbe pressione in quella pietra bianca lì. Ecco quindi che la mossa iniziale di bianco, questa qui, è da considerare poco corretta. Che scelta ha bianco adesso? Cosa potrebbe fare? Un'altra tecnica è quella di creare una cosiddetta asking move, ok? Quindi una sonda dove in questa posizione nero risponde in questa posizione qui, bianco minaccia l'ingresso, nero protegge. Come abbiamo visto nella puntata precedente, questo taglio può rimanere indifeso perché si crea una forma sabaki che dà la possibilità a bianco in un secondo momento di proteggersela molto semplicemente, quindi bianco invece di andare a proteggere se ne salta fuori in questa posizione qui. Nero, qui ormai vedete questa forma è molto forte, può permettersi di fare il suo Ikentobi e così può fare anche bianco in questa posizione. Ma attenzione se nero qui in alto avesse risposto in modo diverso. Se nero avesse fatto una mossa un po' più sottomessa, volendo giocare subito in questa posizione qui, bene, bianco qui non ha altro da fare che fare subito il suo Keima in quella posizione che comincia a minacciare queste due pietre qui. Nero quindi è costretto a uscirsene verso il centro ed ora bianco ha la possibilità di sfruttare quel taglio, per cui se bianco viene qui e nero protegge, bianco con un altro Keima si fa un'ottima forma ariosa e sabaki che gli permette di dominare questa parte del Goban, lascia poco spazio a nero e comincia anche a minacciare un po' queste tre pietre qui, perché questa è una bella forma, come potete vedere, vicina al lato, all'interno ha molto spazio, per cui se anche nero in un secondo momento volesse andare a creare degli attari o delle forme qui, naturalmente vedete bianco riuscirebbe tranquillamente a gestire senza grossi problemi tutta la faccenda, per esempio in questo modo qui, vedete, rimane sempre verso l'esterno. E se nero invece volesse fare una mossa di questo tipo alla nostra sonda, beh, la risposta pacifica di bianco è venire giù, e se nero invece vuole dare una risposta volta a salvare il proprio territorio, adesso si può fare questo discorso
e bianco allora con questa mossa crea una forma sabaki, sempre volta verso l'esterno, mirando in un futuro a questo punto qui che potrebbe generare un attacco anche abbastanza potente per poter attaccare il gruppo. E non dimentichiamoci che ci sono sempre queste due pietre di nero che adesso cominciano a essere schiacciate in questa posizione qui. Ecco un'altra soluzione intelligente se nero avesse giocato in quella posizione lì. E se bianco non vuole dare una risposta pacifica in questa posizione, ma vuole fare una ne in questa posizione, quindi una risposta un po' più belligerante, ecco che nero forma perfetta con questo nobi, bianco fa un ulteriore anè, nero taglia, bianco salva, nero cattura e bianco comunque riesce a creare una forma di tutto rispetto in questa posizione. Qui nero ha un piede dentro a questo potenziale territorio, per cui probabilmente qui bianco difficilmente potrebbe riuscire a fare degli occhi, forse riesce a farne uno, dipende da come sta andando la partita. Però comunque riesce, vedete, a spuntare fuori in questa posizione, crea dell'influenza e ricordiamoci sempre a queste due pietre. E se dopo questo ulteriore anè di bianco nero invece di andare a tagliare qui, va qui per creare, vedete, una scala, quindi costringere bianco a fare questo discorso, ecco nero mette in scala la pietra di bianco e bianco in questa posizione sicuramente vive nell'angolo e naturalmente nero ha in scala quella pietra lì. Inutile dire che se durante il tragitto della pietra di bianco ci sono dei ladder block, bianco qui ha una vittoria totale. Questo è da considerarsi un successo per bianco che va ad invadere definitivamente l'angolo alto destra di nero. Ma vediamo adesso se a valle di questa risposta un po' più belligerante di bianco, nero volesse dare una risposta altrettanto belligerante con questo crosscut. Ne scaturisce una sequenza molto lunga ma molto interessante. Vediamo cosa succede. Quindi nero mette in attari bianco, bianco esce, nero attari, bianco esce, nero ora deve proteggere il taglio in questa posizione, bianco approfitta e scende, anè di nero, bianco blocca, anè di nero, quindi mossa in gotè, bianco quindi prende il sente, attari, nero scappa, attari, nero scappa, bianco prosegue in questa posizione, nero per evitare che bianco giochi in quella posizione, nonostante queste pietre possono essere messe in attari molto facilmente, è meglio che nero venga in questa posizione. Bianco mette in attari quella pietra lì, nero prende il sente, bianco viene su, nero viene su e bianco viene su. Joseki finito, bianco si prende l'angolo, ora il sente è a nero, che certo può decidere per esempio di mettere adesso sì in attari queste pietre, che catturandole si crea questa potentissima influenza verso il centro e lascerebbe sguarnita quella pietra, però bianco qui sarebbe riuscito nel suo intento di rubare i punti d'angolo a nero. Ma attenzione a quest'altra lunga sequenza. Sempre se nero venisse a fare questo tipo di attari, bianco scappa, ecco, adesso nero, invece di fare quello che ha fatto prima, spinge ulteriormente verso il basso. Beh, a questo punto bianco attari, nero scappa, attari, però questo è un attari che forza nero a muovere e mette in attari queste due pietre di bianco che vengono giù. Nero il sente, lo utilizza per andare a chiudersi e mettere in attari quella pietra lì. Bianco non si preoccupa e spinge nero verso il basso, attari,
nero scappa, bianco mette in attari nero da quella parte lì, nero esce, bianco fa di nuovo attari, nero esce e bianco si rinforza qui. Anche questa è una posizione ragionevole per bianco. Certo, nero qui avrebbe praticamente quasi catturato queste pietre qui, perché se anche bianco riuscisse a connettersi, queste pietre sarebbero molto in difficoltà, visto che qui nero ha molta influenza. Però bianco con questo muro che riesce a costruire e con queste due pietre qui sotto che gli danno supporto, mette sotto attacco queste due pietre qui, per cui riuscirebbe a fare qualcosa da questa parte del Goban. Ma attenzione a questa piccola differenza: se a valle della chiusura di nero, bianco invece di fare un attari diretto facesse una rete in questa posizione, nero esce, attari, nero cattura, ed ecco che con questo bamboo joint bianco comunque può ritenersi soddisfatto. Nero qui è potenzialmente sotto scacco perché basterebbe una mossa per metterlo in attari, perché c'è questa pietra che gli dà fastidio. Certo, nero adesso ha il sente, per cui potrebbe decidere di fare qualsiasi cosa, potrebbe catturare, potrebbe andare in giro, però vediamo che bianco con questo bambù si assicura la salvezza di questo retrogruppo qui e ha comunque sempre il naso fuori dall'acqua per poter uscire verso il centro del Goban. E ricordiamoci che appunto qui ci sono Joseki di invasione, per cui tutto quello che abbiamo visto fino adesso, e compreso questo che stiamo vedendo in questo istante, ci dimostra come una giocata oculata, in questo caso di bianco, all'interno di un territorio prevalentemente controllato da nero, crea una situazione dove tutto il potenziale punteggio che aveva nero viene a dissolversi. Ricordiamoci anche sempre di queste due pietre che sono in difficoltà, per cui adesso nero probabilmente dovrebbe fare qualcosa per salvare quelle due pietre. Se invece a valle di questo attari di bianco nero decidesse di non salvare quella pietra, bensì di chiudersi qui in alto, bene, bianco verrebbe a catturare nero in questa posizione, nero scende in questa posizione qui, bianco fa un bamboo joint e crea Atsumi, vedete, quindi un grosso spessore in questa posizione. Nero è sicuramente si può connettere giocando poi in un secondo momento in A nelle sue pietre qui giù, però comunque mantiene una posizione molto schiacciata, ottiene poco punteggio e il poco punteggio di nero non è assolutamente proporzionato alla grossa influenza e il grosso vantaggio tattico che ha bianco in questa posizione. Bene, vediamo quest'altro caso, quindi a valle di questo attari nero non viene né qui, ma decide di mettere in attari queste due pietre, naturalmente le forza a fare questo tipo di cattura. Nero continua ad uscire, bianco chiude, nero connette, quindi perde il sente, bianco approfitta per dividere, nero sale, bianco sale, ed ecco che nero cattura quella pietra lì, cattura questa pietra qui, si mantiene un bel po' di punti qui nel lato, però bianco vedete che Atsumi è importante che fa in questa direzione, e probabilmente anche questa pietra di nero qui, per come stanno le cose, potrebbe essere in sofferenza, per cui ecco che bianco qui riesce a investire moltissimo sul territorio e utilizzando una grossa thickness, un grosso spessore. Ok, siamo ancora allora con questa mossa di nero che forza l'uscita di bianco e con nero che decide di spingere qui. Beh, qui bianco, anche se facesse un'uscita molto semplice come in questo punto qui, naturalmente costringerebbe nero a risolvere il problema su questo taglio. Bamboo joint di bianco. Qui bianco è forte perché queste pietre potrebbero essere un po' in difficoltà, per cui nero perde il sente per assicurarsi l'angolo con quell'attari. Anè di bianco contro anè di nero contro anè di bianco,
nero scende, bianco scende, nero scende, attari di bianco in questa posizione qui, nero protegge in questa posizione e bianco chiude. Cosa abbiamo anche qui? Nero vince l'angolo, bianco fa influenza verso l'esterno, nero con questa posizione si rinforza e minaccia questa pietra. Ma attenzione, se a valle di questa mossa di bianco e della relativa protezione di nero, bianco invece di fare il bamboo joint vedesse questo punto come un punto allettante per permettersi di guadagnare delle libertà e mettere eventualmente in difficoltà quelle pietre di nero lì, beh, è falso tutto quanto, perché è molto semplice dimostrare che nero venendo in questa posizione genera comunque un problema, nel senso che se bianco qui decidesse di connettersi, nero venendo giù si connetterebbe a quelle due pietre lì. Bene, facciamo qualche salto indietro allora. Quindi a valle della asking move di bianco abbiamo visto nero rispondere un po' da tutte queste parti qui. Nero può certo rispondere anche con un anè fatto internamente. Bene, il Tetsuji che bianco dovrà fare qui per poter stabilizzare tutta la sua forma è un crosscut in questa posizione qui. Qui nero si estende in questa posizione, bianco fa attari, nero scappa, bianco insiste, nero estende di nuovo, bianco viene fuori di qua, nero mette in attari e bianco con un tobi arriva in quella posizione. Bianco riesce a creare un barlume di influenza in questa zona qui, nero ha sempre quella pietra in ostaggio, adesso il sente di nero per cui potrà decidere eventualmente anche di salvarcela in qualche modo. Nero comunque riesce a prendersi tutta la sua parte di destra e abbiamo sempre questa pietra di bianco che in un qualsiasi momento potrebbe eventualmente fuggire verso l'esterno cercando di creare delle divisioni in questa posizione. Se a valle del crosscut, quindi di bianco, nero, invece che scendere qui, decidesse di mettere in attari in questa posizione, allora bianco fa attari, nero scappa, contro attari di bianco, nero cattura ed ecco che bianco crea questa famosissima forma che già vedemmo nella prima lettura, dove si crea questa forma estremamente ariosa e sabaki che permette attraverso eventuali altri combattimenti dovuti a questi due tagli di creare sempre per bianco dell'influenza verso l'esterno. Se bianco è un po' più prudente, quindi vuole evitare da subito di fare ulteriormente questi due combattimenti, può chiudere direttamente qui e comunque riesce per quanto meno a crearsi una forma abbastanza solida che dà influenza verso l'esterno. Nero qui certo ha catturato una pietra, non ha tantissimi punti, però adesso ha il sente che può giocare come meglio crede. Facendo quindi come ultima prova un grandissimo salto indietro, quindi ritornando di nuovo alla nostra posizione iniziale, se invece del Kozumi nero decidesse di fare un Keima in questa posizione, beh, questa risulterebbe, a detta di Takemiya Masaki, un pochettino più lenta, perché qui ne è bianco, facendo la sua asking move e supponendo per esempio la sequenza quella un po' più pacifica, così con nero che chiude e bianco che se ne esce, forma sabaki, vedete, non è poi tanto diversa da quelle che abbiamo visto finora. E nero certo qui ha forse con questo Keima rispetto al Kozumi è un po' più fuori e potrebbe creare qualcos'altro da queste parti qui. Certo che ora bianco qui ha un bello spazio qui per potersi eventualmente ancorare, anche se sotto l'attacco di questo salto della scimmia, però insomma questo è un Joseki, la partita all'inizio sapete sicuramente meglio di me che quando si fanno questo tipo di Joseki all'inizio della partita, quando il Goban è ancora tutto vuoto, i vantaggi tattici che si guadagnano sono locali e bisogna coniugarli con tutto il resto del Goban. Benissimo, con quest'ultima sequenza allora anche questa nuova lettura
degli Enclosed Joseki di Takemiya Masaaki finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che per poter studiare bene tutti i passaggi di questi Joseki, certo guardando il video spero di potervi essere utile, però potrebbe risultare comunque un po' ostico dover seguire tutti i passaggi ed eventualmente mettere in pausa. Per cui vi suggerisco di iscrivervi al mio canale ufficiale di Telegram, il Venexia No Channel, dove potrete essere edotti su tutte le novità che ho in serbo per il canale YouTube, e dove a valle di lezioni particolarmente impegnative come queste pubblico anche i file SGF su cui mi appoggio poi per creare tutta la lezione, tutto il video. Quindi con il file SGF sotto mano, con un editor SGF e un bel Goban in carne ed ossa, o meglio in legno e in pietra, diventa tutto molto più semplice e anche molto più divertente e anche molto più gratificante. Approfitto poi per così comunicarvi con una punta di orgoglio e di soddisfazione che abbiamo di poco superato i 600 iscritti su questo canale. Significa che il lavoro che faccio è apprezzato e vedo che mano a mano che andiamo avanti la frequenza con cui nuove persone si iscrivono è sempre più alta. Questa cosa mi riempie di soddisfazione appunto e mi dà lo spunto e l'energia per poter continuare. Significa che questo lavoro appunto è apprezzato e noto che sempre di più le persone mi contattano per scambiare qualche idea e scambiarci qualche informazione. Sta nascendo una vera e propria community. Avanti così, allora, buono studio dei Joseki di Takemiya Masaaki, grazie mille per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!